Pietre immobili nell'alba, come statue a Notre Dame. C'era il fuoco ma non eri tu. Ciao, io sono Antonio. Io Alex. Mauro. Francesco. Siamo Frammenti e veniamo da Conegliano. Vedo, non ci credo, non ti seguo, guardo indietro. Il nostro genere è un mix di un sacco di cose e fa parte della nostra esperienza. Dal nostro vecchio bagaglio più sperimentale, cioè introdurre la musica techno e l'elettronica, poi anche tanti altri generi che ci contraddistinguono per ogni singolarità nostra, no? C'è chi come me ascolta più R&B, soul e jazz, quindi sono un po' legato a un certo tipo di cultura, chi c'è la musica techno del nord Europa, chi il cantautorato, e quindi mettere insieme queste cose crea un mix che alla fine diventa un electro indie, un electro pop che ci contraddistingue. Lascio la città. Per quanto riguarda i testi, alla fin fine anche lì abbiamo avuto un'evoluzione da una scrittura abbastanza scomposta, in cui non ci interessava molto quello che dicevamo, ma quanto come lo dicevamo. Pian pianino abbiamo voluto accrescere un po' il messaggio. La cosa che ci preme è non utilizzare sempre lo stesso messaggio, ovvero utilizzare tante tematiche, perché non esiste solo l'amore andato bene o l'amore andato male, però si può parlare anche di altro. Nonostante questo, ci piace utilizzare la metafora sentimentale in tutti i suoi ambiti. Abbiamo fatto anche una canzone sull'incesto, per dire. Però la cosa buona è che sul substrato sentimentale si fondi sempre un valore, tra virgolette, sociale, nel senso che noi vogliamo, cioè se scriviamo canzoni è perché vogliamo comunicare a qualcuno, e per comunicare a qualcuno bisogna dare qualcosa che sia vissuto, secondo me. Una cosa unica secondo me che ci riguarda è il fatto che siamo una band, per così dire, democratica. Anche se la democrazia non esiste, dicono in molti, dentro questo progetto la cerchiamo di far funzionare in piccolo, nel senso che non esiste un leader, non esiste una persona che prende le decisioni sempre, che si impone sugli altri, ma sia nella produzione dei pezzi e sia nelle scelte che facciamo poi a livello gestionale, cerchiamo sempre di essere d'accordo e di decidere le cose insieme, il che è difficile ovviamente, però ci permette di portare sempre fuori le nostre singolarità. Cioè Frammenti è un qualcosa, un insieme di singolarità diverse che rimangono, che sanno rimanere se stesse anche all'interno dell'unicum poi. Appunto i frammenti è forse anche la capacità di ognuno di noi di sapere comporre il proprio specchio, lo specchio dell'altro, cioè mettere insieme i vari frammenti di noi, avere la capacità anche, la sensibilità di apprezzare quello che fa l'altro, che è diverso da quello che è il mio, e trovarci qualcosa di costruttivo, comunque saperlo apprezzare, una cosa che secondo me stiamo vivendo ancora adesso, cioè stiamo apprezzando ora più che mai dagli ultimi pezzi, in cui veramente ci siamo seduti tutti attorno a un pianoforte, a una chitarra, e ci siamo messi tutti insieme veramente a sentire quello che provavamo, cioè non c'è un filtro, non c'è dico ho paura di dire qualcosa o ho paura di dire quella parola perché mi sento troppo giudicato, troppo osservato. E anche questo qui nel suono si ritorna, insomma. Fiumi di sangue giù dalle scale. Per quanto riguarda i concerti, al giorno d'oggi dobbiamo dire che è molto difficile suonare dal vivo, e noi combattiamo questa battaglia contro le cover band da anni che ci rubano il pane, ma soprattutto i soldi in tutte le sagre dove potremmo suonare, e tutti questi amici del quartiere che non ci danno credito, no? Anche l'altro giorno ero a sentire un concerto, è arrivato questo fan di Vasco, sale sul palco e fa no, fammi Vasco, e allora tutti sì, Vasco, e c'era questo artista poveretto. Però è una situazione paradossale, ma succede spesso, nel senso, tante volte a noi è capitato mentre suonavamo che arrivava qualcuno sotto, faceva le nostre canzoni e chiedeva Vasco, e per carità io sono
un nemico di Vasco, ma soprattutto dei vaschisti convinti, no? No, io no. È dura sopravvivere, e noi contro il logorio delle cover band moderne abbiamo pensato a una strategia a casa di Francesco. Avevo l'idea di portare, comunque di far entrare anche nel nostro ambiente, nella nostra un po' bolla, le persone che ci seguono o comunque che ci ascoltano, e appunto invitarle magari nelle serate in cui facciamo prove, in cui facciamo musica così senza troppi problemi, portare qui la gente e magari farla interagire con noi suonando o bevendo qualcosa, non lo so. E lì replicare quello che ci dicono in Sagra o in Magnar o in Skate. Prima di entrare, Con loro. o in Magnar o in Skate, o paghi il biglietto o ci dai qualcosa da bere, da mangiare. Cosa così. Noi siamo stati Frammenti, lo siamo ancora, ci troverete e ci trovate e ci avete trovato su Spotify, Amazon Music, Instagram, Tidal, Deezer, Google Play, YouTube, ma anche dal vivo, spero in qualche posto locale, però fra poco, come avete sentito, vi invitiamo a casa nostra perché abbiamo fame, e ci vediamo presto.